È possibile inaugurare un'opera pubblica costata quasi €500.000 senza che sia portata a compimento? A Portuguare è successo con la rotatoria di San Giovanni, il cui taglio del nastro è avvenuto sabato scorso, ovvero 2 giorni fa. Stamani, attorno alla rotatoria, è stata raschiata quella parte di asfalto ammalorato che si ricongiunge ai San Pietrini. Il perdurare della pioggia non ha però permesso di stendere il catrame, cosicché si è formato un leggero avvallamento che gli automobilisti sono costretti a percorrere a velocità moderata. Sui social network molti hanno notato che l'inaugurazione della rotatoria è avvenuta in maniera frettolosa per poterla far coincidere con l'apertura della manifestazione Terra dei Dogi in Festa. Ciò ha inevitabilmente riacceso le polemiche, tanto del testate del sindaco per la loro presunta inutilità. Ormai i soprannomi per questa rotatoria non si contano più. Il circolo del Partito Democratico l'ha ribattezzata Tumulo per la sua bruttezza, mentre per la sindaco senatore rappresenta invece il fiore all'occhiello del suo mandato.